saluto a tutti. Intanto un grazie a tutti per questa presenza, un grazie a tutti per aver partecipato alle attività di queste 2 giornate e un grazie anche a chi parteciperà alle giornate di domani, alla giornata di domani e fornirà il suo contributo. Oggi IRS siete voi, oggi IRS è questo meraviglioso scenario di Palazzo Boil pieno di tanti indipendentisti che credono nella Repubblica Sarda indipendente e non solo credono in questo progetto, ma lo fanno, lo attuano, lo costruiscono, lo trasformano, lo traducono di fronte a tutte le persone che incontrano giorno per giorno nella loro quotidianità. Oggi IRS siamo tutti noi e siamo altre centinaia di persone e migliaia di persone che scelgono questo progetto. Io oggi ho parlato tanto nelle conferenze, quindi lascerò spazio, anche perché ormai la cena si fa vicina, lascerò spazio a Gavino e Franciscu. Vi volevo ringraziare e volevo ringraziare tutti quei centri di attività che giorno per giorno stanno nascendo dei comuni e vi chiedo anche di informarvi su come il movimento è organizzato, su come si struttura sul territorio, su come abbiamo scelto di fare politiche e di innovare anche il modo di stare in questo territorio. Costruire una Repubblica Sarda indipendente significa avere capacità innovative in tutto, nel modo di organizzarci sul territorio, nel modo di parlare alla gente, nel modo di declinare questo pensiero antico, questa voglia di libertà antica che deve essere sempre tradotto in maniera innovativa. Oggi abbiamo un compito speciale che è da portare avanti tutti assieme. Dobbiamo costruire reti territoriali, dobbiamo costruire reti sociali, dobbiamo aumentare il nostro patrimonio di presenza sul territorio. Io credo che oggi sia un segno importante, sia il segno importante che il percorso è bello e che è avviato e non dobbiamo fare altro che continuare così. Grazie a tutti. Di tutta la Repubblica.